La polemica per la richiesta della dirigente scolastica di rimuovere la schwa da un articolo scritto da un'ex studentessa per il giornalino scolastico si è trasformata in sciopero per il liceo Selvatico di Padova. Il collettivo studentesco ha scioperato per chiedere libertà di espressione. Gli studenti hanno contestato la preside che ha richiesto la rimozione della schwa vocale presente in alcune lingue straniere, diventato nell'ultimo periodo trascrizione di un linguaggio inclusivo che supera la classificazione di genere. Se la schwa non viene rimossa, la dirigente non autorizzerà la pubblicazione online del giornalino scolastico, da qui lo sciopero sostenuto anche dalla rete studenti medi del Veneto. Ciò che è avvenuto al Selvatico è un episodio di censura che non possiamo accettare. La dirigente ha scelto di schierarsi contro la libertà di espressione dei propri studenti e contro l'utilizzo di un linguaggio che non offende nessuno, ma cerca di includere chi ha un'identità di genere diversa, ha scritto Viola Carollo, coordinatrice regionale. Michele Cortelazzo, professore di grammatica italiana e noto linguista, spiega così questo fonema che crea così tanto dibattito. Per l'italiano non è un fonema perché non esiste nell'inventario fonematico dell'italiano, ma per molte altre lingue sì, dall'inglese al francese al rumeno e anche in dialetti meridionali. È una vocale pronunciabile che è stata scelta come segnale per indicare un genere che non corrisponde a nessun genere biologico reale proprio perché non fa parte dell'inventario fonematico dell'italiano. La schwa è più pronunciabile rispetto all'asterisco e serve per far riflettere sulla necessità di nuove categorie linguistiche. Come ha detto Veragheno, è una specie di pietra d'inciampo, ha un valore più simbolico che reale, almeno al momento attuale, perché non è assolutamente condiviso se non da poche minoranze. Però quello che queste minoranze attive usano questo segnale per far ragionare le persone sul fatto che esiste questo problema che il binarismo della lingua italiana al momento, a mio parere ineliminabile, però non corrisponde ad alcune visioni della realtà e a classificazioni che possiamo avere della suddivisione in generi degli esseri umani.